Amici ed amiche in ascolto, ben ritrovati. Un saluto da Claudio Costanzo che dal Pino Buongiorno di Caltagirone è pronto a raccontarvi quanto accaduto nella settima giornata del campionato di eccellenza siciliana. Il Pistolina fa visita a un Caltagirone reduce dalla sconfitta in casa della capolista Biancovilla per 3-0. Ha trovato invece il primo acuto in campionato la squadra dei Mister Raciti, che ha così potuto raggiungere i rivali odierni a quota 5 punti in classifica. Andiamo a elencarvi le scelte dei due allenatori. Per Mister Buoncompagno del Caltagirone schiera la sua formazione con Polessi tra i pali, col 2 Bartoluccio, 3 Di Martino, 4 Nicotra, 5 Italiano, 6 Genovese, 7 Lupica, 8 Sussò, 9 Asciar, 10 Florida, 11 Abdullahi. Rossoneri e il presidente Velardo che dovranno fare a meno degli infortunati Puzzone, D'Angelo, Ancione e Buscema e dello squalificato Kiglen che deve scontare l'ultimo turno in squalifica. Si dispone con un 4-1-4-1 che vede Vitale tra i pali, linea 4 formata da Keita, Napoli, Caldore e Scarfì, Ardire e Ghiorio davanti alla difesa con Lo Giudice e Silla ai loro lati, Minissale dietro l'unica punta carte. Abbiamo scoperto con l'ausilio delle nostre immagini curate da Francesco Di Stefano tutti i protagonisti di questa sfida, per poi passarvi a raccontare quanto accaduto nel rettangolo verde col Caltagirone in divisa nero che giocherà questo primo possesso a sinistra verso destra, ma il primo acuto è della formazione peloritana con Silla che raccoglie questo pallone appena fuori dall'area di rigore. Il suo destro però non è fortunato e non crea grattacapi a Polessi. Ancora Ardiri, delizioso il suo campo di gioco che serve Minissale. E attento però l'estremo difensore del Caltagirone a far sua la sfera. Dall'altro lato si fanno vedere le parti di Vitale. La formazione locale riesce ad alleggerire la difesa rossonera. Dall'altro lato prova ad accendere la luce Lo Giudice che scodella in mezzo. La palla finisce sul destro di Ghiorio che prova a imprimere violenza ma viene contratto da un difensore avversario. Ancora Caltagirone però pericoloso qui con Ascia che prova a girarsi col mancino. Semplice però l'intervento di Polessi. Qui lo stesso Ascia che riesce a trovare tra le linee Sussò. Il suo tiro però è sballato e finisce abbondantemente alto sulla porta difesa da Vitale. Ancora il Caltagirone però, ancora con Sussò che calcia alto. Prova ad accendersi all'altro lato Damiano Lo Giudice, calcia col mancino ma Polessi in due tempi riesce ad agguantare il pallone. Pistolina che ora sta alzando il giro dei propri attacchi proprio quando sta per scadere la prima frazione di gioco. Infatti di lì a poco arriverà il duplice fischio del direttore di gara che manda le squadre negli spogliatoi e dopo la consueta pausa ritorneranno in campo i protagonisti con gli stessi 22 sul risultato di 0-0. Meglio il Pistolino in avvio. È uscito il Caltagirone alla distanza quando possiamo passare a raccontarvi quanto è accaduto nel secondo tempo, che si apre con questa occasione per il Caltagirone. La palla è raccolta ancora una volta da Sussò che quest'oggi però ha una mira tutt'altro che precisa. Al 9° minuto della ripresa però è Silla a siglare il gol del vantaggio del Pistolina. Riesce a risolvere una mischia in area e mettere il pallone alle spalle di Polessi e va a festeggiare col proprio compagno Carte con una dub dance. Potrebbe essere questo il primo acuto in trasferta della formazione di Mister Raciti. Dall'altro lato però Vitale si deve superare per negare la gioia del gol a Genovese. Va praticamente a levare il pallone da sotto il 7. Splendido intervento dell'estremo difensore catanese. Qui ancora Sussò ci prova ma la sua mira è rivedibile. Azione di contropiede del Pistolina con Lo Giudice che serve Minissale appena dentro l'area di rigore. Spara alto col destro sciupando una buona chance per i suoi. Prova il Caltagirone a farsi rivedere in attacco. Era ottimo il servizio di Nicotra per un compagno e però di testa non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Arriva il primo cambio per Mister Raciti con Minissale che fa spazio a Fonti. Quando Lo Giudice però entra in area mette dentro, riesce in qualche modo Cartey a mettere il pallone in porta. Infatti è stato il difensore Bartoluccio a calciare il pallone addosso al numero 11 del Pistolina che sigla così la sua terza rete stagionale, terza anche consecutiva per un cuore nero Cartey tirato a lucido. Altro cambio per Mister Raciti con Colucci che prende il posto di Lo Giudice. Nel finale il Pistolina riuscirà a gestire gli attacchi disperati del Caltagirone e potrà così portare a casa i primi 3 punti in trasferta della sua stagione. E allora anche per quest'oggi da Claudio Costanzo non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana.